Francesca Spangaro, giornalista e conduttrice. Da anni la domenica vive solo di calcio. Chiedetele cos'è un fuorigioco, ma non in quanto tempo cuoce un uovo sodo. Paolo Zoppolatti, chef, ristoratore e volto televisivo. Tecnica, creatività e conoscenza del territorio, i suoi punti di forza. Ora una nuova prova del fuoco lo aspetta: trasformare Francesca in una food blogger di successo. Riuscirà il buon Paolo a farle abbandonare il microfono per il mestolo? C'è tempo fino ad agosto per saperlo. Intanto, acqua in bocca. Ok Paolo, grazie. Adesso vado. Hai preso l'olivo? No. No, non ancora. Vado perché adesso c'è la partita, però ho un piacere Sì? da chiederti. Domenica Sentiamo. prossima è Pasqua. E quindi? Tu sarai pieno di lavoro, però un'oretta la trovi per me perché vorrei fare una ricetta lo stesso per i nostri amici Devo. che pranzeranno a casa. Anzi, Ti ho è portato un nostro, il pallone, il è un nostro grembiule. regalo di Pasqua. Bravo. Ecco. Vado? Vado? Dove vado? Cosa cuciniamo? Dove mi mandi a prendere i prodotti? Vai all'Alteria Friulana, Capoformino? quindi anche vicino. Ok, vado. Ciao, grazie. Ciao. Sei un tesoro. Ovviamente a Pasqua non si lavora, ma oggi Franco della Mora fa un'eccezione per noi, giusto? Molto piacere, più o meno. molto con piacere. Il piacere è tutto mio, Sì. anche perché mi dicono che lei è il mastro Casaro proprio di Latterie Friulane, quindi facciamo- a me hanno detto di parlare con lei per tutto quanto, va quindi... Va bene. Perché intanto ci incontriamo qua? Cos'è questa sala così Se tipo volgarmente NASA? si può dire il cervello dei reparti dove l'operatore qualificato guida l'impianto. Noi qua in particolare oggi ci occuperemo, perché Latterie Friulane insomma poi ha una gamma di prodotti molto diversificata e molto ampia. Acqua in bocca però vuole andare alla scoperta di quelli che sono i prodotti a marchio Acqua, che nel vostro caso sono il Montasio e la mozzarella. Sì. Si parte prima di tutto da una cosa importante, Altissima vale a qualità. dire la qualità della materia prima, La qualità quindi il della latte che per i prodotti a marchio Acqua deve rispettare delle caratteristiche specifiche, giusto? Certo, siamo al centro di una circonferenza di 90 km dove la materia prima ha delle ottime indicazioni di materia grassa e materia proteica. Quindi ci sono anche delle caratteristiche proprio di composizione che Assolutamente vengono sì. monitorate, insomma, diciamo. Le bovine sono alimentate al 25% di foraggi provenienti dalla... Sempre da quest'area di 90 km? Sì, e per il 50% prodotti dagli allevatori. Dall'azienda stessa, Sì, sì, che quindi conferisce il latte per appunto i prodotti a marchio Acqua. Questi sono alcuni dei requisiti che vanno rispettati, che ovviamente elevano poi ancora, cioè vi danno un'ulteriore possibilità, un ulteriore standard, un ulteriore passo avanti negli standard qualitativi. Ti stai esprimendo in maniera molto corretta. Quest'uomo sa il fatto suo. Io al montaggio ci arriverei dopo, Sì. anche perché vorrei concentrarmi per bene sulla preparazione. Qui alle nostre spalle cosa abbiamo in questa tutta sala? la linea di produzione della mozzarella Acqua. L'operatore che avete visto prima comanda la richiesta della materia prima al tecnico che è sulle sta lassù in polivalenti, alto, che è sì. sulle polivalenti, e dove avviene la prima trasformazione, per cui la casificazione del latte per poi andare a separare il solido dal liquido, la cagliata, perché da questo punto si parla di cagliata e basta, che diventa la futura mozzarella con un trattamento termico di filatura. Diciamo che correggimi poi se mi sbaglio, Certo. adesso sono passata al tu, mi perdonerai. Non c'è problema, Diciamo che il procedimento base a grandi linee, la lavorazione è sempre quella che porta al formaggio, cioè cosa cambia? Dico, nel fatto Cioè la tecnologia, Esatto. cambia la tecnologia di preparazione, per cui c'è una fase di pastorizzazione del latte, perché questo deve essere. Ecco, questa è la differenza sì, principale. trattamento termico in cui ha garanzia della qualità
se posso esprimere in maniera semplice, a garanzia della qualità igienico-sanitaria. Ok. Quindi si forma questa Vengono cagliata. rispettate norme molto restrittive ai fini della qualità del prodotto finito. Quanto tempo ci vuole per arrivare alla cagliata, dal latte? Per la nostra tecnologia, dal momento in cui la polivalente è piena, per cui si dà inizio alla lavorazione, in un'ora circa portiamo, un'ora e mezza abbiamo la cagliata disponibile per la filatura. Perché appunto dopo altra cosa che caratterizza la produzione della mozzarella è proprio la filatura. La filatura che consiste in un trattamento termico a bagno d'acqua in una macchina ben specifica, per cui c'è un innalzamento della temperatura e con il movimento delle cocle e delle braccia tuffanti si dispone la fibra tutto in un senso. La pasta filata poi va a cadere, viene spinta in un rullo formatore per le varie tipologie di pezzatura. Perché poi ci sono appunto 100 grammi. Abbiamo gli 8 grammi che ha una linea tutta sua, che sono le ciliegine. Poi abbiamo il 100 grammi, il 125 grammi e il 200 grammi. Una volta filata la mozzarella, però siamo a una temperatura di 60... Dai 60 ai 63 gradi. Ho studiato prima quando mi hai fatto... già prima di venire qua, No, scherzo. Certo. C'è poi raffreddamento però prima di arrivare al... Certo, noi calcola che entriamo in confezionamento con una temperatura sotto degli 8 gradi, per cui ci sono le vasche di raffreddamento che in maniera graduale, non molto spinta, ma graduale, fino a portare il cuore del prodotto sotto gli 8 gradi, che è una temperatura di mantenimento che più o meno è quello che si rispecchia nel banco vendita. Senti, una cosa che sono curiosa poi anche di vedere, ma che già intravedo un po' qua, sono curiosa di vedere sul montaggio anche in particolare, è questo connubio fra alta tecnologia comunque e il mantenimento di alcune procedure. Quello che ti posso dire è spezzare la lancia a quelli che hanno lavorato prima di me e prima ancora, è il saper aver portato della tecnologia rispettando tutto quello che sono i crismi di produzione, di fare un prodotto. Con questi ultimi tempi la tecnologia è stata portata anche al rispetto fisica dell'operatore. Allora, noi cucineremo poi con Paolo Zoppolati, in particolare con la mozzarella, quindi poi mi porto via qualcosina da cucinare, però prima andiamo a scoprire allora questo montasio. Ok, mi porti va tu? bene. E chi altro, Certo. se no dici tu, no? Sì. Franco, viste le mozzarelle, ora ci concentriamo in realtà su quello che è un prodotto al quale ci tenete molto, al quale anche tu credo in particolare tieni molto con tutta la tua esperienza, perché prima guardando le mozzarelle non ci siamo soffermati a parlare di te, però tu ormai sono... È un po' di anni che ci... Non volevi dirli, ecco, No, capisco no, io stavo per dire il numero. Diciamo che nasco in caseificio per situazione familiare. Mio padre, mio nonno e i miei zii hanno fatto questo tipo di mestiere, per cui per me è una passione portata in un'azienda grande e facendo parte di un gruppo di lavoro, di un team, andiamo a produrre questo formaggio montaggio che ci darà, spero, molte soddisfazioni. Vi ha già dato delle soddisfazioni, se non sbaglio avete vinto sì. diversi premi? Sì, negli anni sì, non dimentichiamo chi ha lavorato prima di me, ci ha investito una vita, io ho ereditato e ci ho messo del mio assieme ai vecchi casari presenti nel territorio e siamo arrivati a mettere a punto industrialmente un prodotto artigianale dato da una qualità della materia prima accurata e una lavorazione
messa a punto ai fini di poter ridurre quella che è lo stress, fisico di ogni operatore, e quindi l'azienda ha investito molto sulla sicurezza ai fini di non stressare l'operatore, che comunque sono tutti operatori qualificati. Senti, proprio da quella che è stata la tua esperienza, che è partita un po' dal modo veramente tradizionale, artigianale di fare il formaggio, ci racconti come cambia, ma quanto si mantiene? Perché poi ora raccontiamo tutto a chi sta a casa, ma mi hai fatto fare un giro prima. C'era molto rumore, quindi quelle immagini che vediamo le abbiamo proprio registrate mentre si stava producendo e mi raccontavi proprio di come si mantengano tutti i passaggi fondamentali, seppur in grande. Sì, partiamo dall'inizio. Partendo proprio dalla lavorazione del latte in polivalente. Le polivalenti sono quelle mega... Le polivalenti sono le macchine che servono, che sarebbero la comparazione quella che era la caldaia in rame una volta. Sì. Ok, perché tutte le fasi alla fine sono le stesse. Rispettate. Uguali, sono le stesse uguali, solo più in grande. Poi c'è la fase di scarico, che è una fase in cui una volta si faceva la medesima cosa, un pressarsi su se stesso. Poi c'è l'estrazione. Andiamo con ordine intanto. Sì. Nella polivalente cosa accade a tutte queste... Il latte viene trasformato da liquido a solido, sì, per cui viene coagulato, per cui la caseina è la proteina principale, e ha una fase di taglio, una fase di cottura, una fase di spinatura e poi l'estrazione. Da lì il montaggio incomincia a nascere. A un certo punto scende tutta questa immensa quantità di... Per quello che è la nostra realtà, in una volta produciamo 150 forme. E poi dalle polivalenti finita tutta questa fase di lavorazione, sì, trasformazione appunto da liquido a solido, viene fatta l'estrazione, per cui la separazione tra liquido e solido. Ok. Da questo momento si comincia a parlare di cagliata. Ogni granello nella fase di scarico va a legarsi l'uno con l'altro, sì, e crea un'intelaiatura che poi è la futura pasta. Sì, viene effettuato un letto di cagliata che poi a cui viene fatta una leggera pressione. Da quel momento lì viene un tempo tecnologico per far sì che il fermento, per cui i batteri lattici che vengono messi dentro incomincino a lavorare per creare il sapore, ok? E un po' l'occhiatura del prodotto finito. Sì. Per cui 20 minuti fa una sosta in questa macchina che si chiama porzionatore. Da lì vengono tagliati dei blocchi che diventano la futura forma. Che possiamo dire sono quello che si raccoglieva con i teli praticamente. Volta, sì. Viene fatta la forma. Una volta si faceva a mano, adesso si fa a macchina. Esce quadrato, poi diventa rotondo. Sì, perché entra nello stampo, che è lo specchio di quella che è la forma di formaggio caratteristico, insomma. E lì poi c'è un'altra pressatura. Ci sono le varie fasi di pressatura legate a tempo, pressione, temperatura. E tutto questo è stato, perché ci sono le macchine, ma le macchine l'indicazione la devi dare, quindi assolutamente. Si sono tutto è stato insegnato alla macchina a far sì di poter ottenere questo. C'è un'altra all'uscita della porzionatura viene inserito nell'impianto, dove c'è una prima fase vera di pressatura con sosta, e gli stampi vengono impilati uno sopra l'altro e sostano lì un'ora. Ok.
Ti dico dei tempi così, anche perché non voglio Per farli avere sapere a l'idea. tutti. Infatti ho visto che sei un Ok. po' restio a dirmi Insomma. i segreti del mastro Casaro. No, non sono, Ma è sono giusto, segreti, giusto, sono segreti tecnologici a cui ci abbiamo, Ma certo, abbiamo certo. dedicato delle notti, insomma. Eh sì, ci credo. Quel momento lì, quando l'operatore dà l'ok, ogni forma singolarmente comincia ad uscire e è la fase in cui viene messo il marchio, la fasciera dedicata per far E la sì che carta vengano d'identità, fatte. proprio che poi mi spiegherai, anche Sì. perché vorrei proprio farti fare qualcosa anche manualmente. Come una volta. Sì, sì, voglio vedere come Ok. te la cavi, se sei diventato, se hai No, ancora... no, sai, quello che hai imparato non si dimentica mai. Una volta che è stata messa in forma, che è anche stata data la carta d'identità, della quale poi Sì. mi parlerai, c'è un'ultima pressatura, giusto? Sì, la fase finale di pressatura dove diciamo andiamo alla vecchia maniera ad affinare il prodotto, ecco, questo sì. Noi qua abbiamo raccontato adesso un po' quelle che sono tutte le lavorazioni, però come spesso si dice, e come tu mi insegni, saper fare sì, ma la qualità della materia prima poi anche contribuisce a fare la differenza, Come no? ti dicevo all'inizio, E- la qualità della materia prima fa la base del nostro prodotto. Ecco, anche in questo senso, insomma, poi vi siete associati, fate parte del marchio Acqua che dà Certo. un'ulteriore ancora garanzia di reperimento della materia prima in una filiera corta, nel raggio di 90 km, e questo è il centro di Giusto. questo cerchio all'interno del quale viene appunto reperito, viene qua conferito appunto il latte, giusto? Sì, l'hai detto tu, L'ho hai detto io, hai detto tutto in però maniera, queste- in maniera molto condivisibile e molto chiara. Tu mi sbologni la cosa, però la valorizzazione del lavoro che poi viene fatto anche dagli Assolutamente allevatori, sì. che devono rispettare anche certi, come se non bastassero tutte le senza regole, andare anche ad entrare le regole che sono state dettate e loro le rispettano. della moda garantisce. Garantisce, mette il cuore e parola. Franco, questo è il passaggio finale con la tua manualità prima, poi della salatura. Allora, dopo tutto quello che abbiamo visto, adesso sono passate Da minimo 24 ore a 48 di sosta e noi andiamo a prendere ogni pezzo, ogni forma e la andiamo a rifilare per quello che è lo sbordamento dato dalla pressatura. Quindi questa operazione viene fatta manualmente per ogni Questa è una forma? fase manuale per ogni forma, Coltellino di precisione. coltellino, e andiamo a tagliare quello che è Starongiaduras, cioè si chiamino? stricciulis. Io lo chiamo starongiaduras in No, Chiaia. si chiama living italianizzate rifilature. Rifilature. Parfurlanta in stricciulis. Però come non si piatta in lui, non si... Ormai no. No, perché che il lavoro che le fa minimo 24 ore e di conseguenza questi sono massi sutis. Ah, ok. Però lavoro manuale poi per ogni... Abbiamo fatto un po' italiano, un po' friulano. Sì. Mi racconti poi solo Ok. anche la storia di questi numeri, perché la carta d'identità Come vedi, poi come del vedi la formaggio. carta d'identità, il numero della polivalente prodotta, l'anno di produzione, il mese, il giorno e il numero del caseificio 018 marchio Batterie Friulane. Senti, quante rifilature hai fatto nella tua vita? Un numero che farebbe 10 giri del mondo, tipo. Ma sì, penso di sì, penso di sì. E quindi fatto questo, poi si va alla salatura. Si viene immerso in salamoia per 48 ore. Ok. 48 ore viene fatto un trattamento in crosta per proteggerlo e va in stagionatura. Quanto Minimo tempo 60 ci vuole giorni. poi? Minimo 60 giorni. 60 per il fresco, 120 per il mezzano e oltre il 300° giorno per lo stagionato. La salatura, che quella è manuale praticamente. C'è sempre comunque il sale, l'intervento. il sale entra e manda fuori l'acqua, per cui da qua incomincia a calare. Giusto, è vero. Poi cala il volume. Sì. E tu li vai a controllare poi quando Certo, stagionano. già la stagionatura, tutte le stagionature vengono controllate da noi
o da me o dal mio collega, fino a che portiamo il prodotto pronto alla distribuzione. Sono quei controlli, perché oggi mi dicevi è tutto molto anche certificato, Beh, certo. 1000 parametri da rispettare, però Certo. resta sempre quell'esperienza, quell'olfatto, quelle cose quello non le che puoi è- scrivere su una carta. Quella che è la tradizione friulana. Cioè tu ti accorgi insomma dalla tua esperienza, Certo. dall'olfatto, dalla Sì, vista. ogni se sta tecnico, stagionando ogni bene. tecnico, che siano dei nostri, che siano di fuori, questo è un prodotto che ama, perché è una passione. Io ti ringrazio Franco perché ci hai condotto in questo mondo dove riesci a far resistere ancora la tradizione, quello che ti hanno insegnato. Ti ringrazio davvero. Poi Va bene, adesso cucineremo oggi con zoppolati la mozzarella, ma una bella fetta di montaggio, poi sicuramente beh, ce la ci sta, assaggiamo. ci sta, perché, ci sta. insomma, Perché è roba nostra. montaggio è storia. Grazie. E Buona poi- Pasqua, buona Pasqua. Cosa stai dicendo? Non suonato le campane? Buona Pasqua a tutti e per chi è a casa oggi può cucinare con noi. Sì. In realtà proponiamo qualcosa un po' di Fresco. insolito rispetto Sì. a quello che non si immagina per Pasqua, quindi un'idea diversa, che saranno le tagliarelle, ovvero delle tagliatelle con la mozzarella. Che hai coniato tu questo nome, eh? Cioè questo è proprio... Così ho dei momenti in cui il neurone si imbizzarrisce. galoppante? Sì. Ok, quindi... Mozzarella che ti ho portato dalla Sì, Latteria Friulane. Latteria Friulane. Quindi noi calcoliamo, queste sono mozzarelle da 200 grammi. Noi andiamo comunque a giocare su questo. Mi prendi ancora una mozzarella in frigorifero? Sì. Grande questa. Sì, quelle da 200 grammi. Che poi hai visto, ci sono, loro fanno dei grandi formati, cioè vari formati. E Perché ti avevo preso anche quelle più sono le ciliegine, piccoline, sì, ci sono da 100 vari, grammi. anche per praticità, no? Comunque O- usi questa. Sì, queste da 200 grammi che secondo me sono più, per questa lavorazione sono più succose, più... Non ho mai avuto il frigo così pieno come in Come- questo periodo. Cumò, Come Cumò. come Cumò. Ok. Allora, andiamo semplicemente a tagliare. In questo caso giochiamo con la mozzarella, la reinterpretiamo. Quindi, io andrò sul fuoco con queste, mentre tu mi taglierai il pomodoro datterino a metà. Non tutti, una parte. Già sciacquati? Già sciacquati, anche se ho lasciato il verde. Allora, io vado intanto a mettere nella pentola, una padella, un po' di acqua della mozzarella e vado a mettere No, notare le mozzarelle sul fuoco. la proporzione mi dà questo coltello per tagliarmi il dito. Beh, ma uno deve essere, non è mica un set di coltelli qua a casa, cioè dobbiamo, è abbonderei. l'arte di arrangiarsi, no? Questa. Guarda, faccio addirittura con questo. Vabbè, I pomodori vanno tagliati no, con un questo sono d'accordo con te. Sai che lo faccio anch'io? Cioè? Se magari il coltello non taglia bene, perché Ah no, io guarda, pensavo più la cosa è piccola. No, una delle prove, e soprattutto se per vedere se un coltello È il è ben pomodoro. affilato, sempre di no il pomodoro, perché la pellicina, nonostante si affina, tante volte fai fatica perché tendi a schiacciarlo, invece fai fatica a tagliarlo. Però tante volte faccio anch'io questo gioco. Brava! Questa è l'arte di arrangiarsi. Sono molto brava. Cantarla è un po' più difficile, quindi non aspettatevelo. Bene, quanta roba? Io un 4-5 kg. Peccato che mi hai portato, non so, un 500 grammi. Oh, ma Quindi sai, ti accontenterai. beh, moltiplicazione Sì, dei pani e dei pomodori. dei pomodori. Intanto io schiaccio uno spicchio d'aglio. È una Pasqua molto mediterranea, perché io penso a Pasqua e penso alla focaccia che faceva mia nonna. E faceva una focaccia a forma di colomba praticamente, poi le metteva un pezzettino d'olivo in bocca, o In comunque bocca. nel becco, e poi l'uovo proprio. A me fa piacere si che hai cuoceva- questo, visto che sei molto, anche mia mamma ancora. molto più giovane di me, mi fa piacere che, Quei 20 che hai anni. questa, ma anche 25. Infatti Che ho questi oggi, ricordi. stamattina sono andato a prenderti in asilo, anche se era chiuso per Pasqua, ma comunque. E questi ricordi, perché sono delle cose, ad esempio,
anche da me, questa cosa della focaccia con l'uovo veniva fatta e dopo tenuta per portarla il lunedì di Pasqua, che magari andavi fuori a Cormons, c'è questa collina dove la gente va a fare il picnic, la scampagnata, quello che a Roma chiamano la gita fuori porta, e veniva e viene mangiata questa focaccia con il salame. Quindi la focaccia ha anche un po' dolce leggermente, però la mangi con il salame. Questa è una particolarità. 1 tonnellata di pomodorini pronta. Sì. Adesso già che sei con... allora, come ti ho detto, io sto scaldando la mozzarella. Sì, piano piano. Sì, deve... Allora, guarda, io lo sto facendo in padella, ma si potrebbe farlo tranquillamente in microonde. Una ciotolina con la sua acqua tagliata a pezzi e scaldata in microonde, ma non tanto, perché noi cosa stiamo facendo? Stiamo riscaldando la mozzarella come quando la stanno facendo, la fanno i casari per farla, quindi la stiamo rifilando. Ah, ok. Rifilando vuol dire non tagliata. La filiamo di nuovo. Perfetto, grazie per la precisione, esatto. Per l'aiuto. Mentre il pane, in questo caso una focaccia, potrebbe essere anche un'altra tipologia di pane. Anche del pane raffermo o no? Esatto, del pan carré o quello che vuoi. Solito trucco per non far scivolare. Sì. E cosa faccio? Faccio Mi servono dei cubettini piccoli. Piccoli. Grazie, per favore, dei cubettini piccoli. Ma sarà un piacere, mio caro. Ogni tanto mi ricordo che devo chiedere per favore. Ogni tanto sì. Ma piccoli? Piccoli della misura piccoli. Sì. Più o meno delle briciole. Sì. Sì, dai, va bene. Sto facendo solo briciole in realtà con sti ma coltelli. va bene. Vai sul piccolino che vai forte. Sempre con questo, sembra, sai, tipo, non so, l'archetto del violino. Vediamo che faccio con questo, va là. Forse è meglio. Altrimenti... Beh dai, almeno il fatto della focaccia comunque c'è, lo mettiamo dentro. Beh, la focaccia, in effetti, brava, è vero. Poi ti farò una sorpresa così ci ricordiamo che è Pasqua. Nell'uovo? Sì, tutto mettiamo in un uovo, cioè il piatto sarà in un piccolo uovo così e lo mangiano in 15. Ma sai che adesso si vedono quei piattini micro, ogni tanto vedo sui social, così su Facebook, che fanno questi piatti tipo per le bambole, cioè un mini tiramisù, un mini... Sì. Quello che puoi anche chiamarlo delle miniature sono, no? Alla fine. Se pensi sono realmente delle miniature, sono dei piccoli piatti, come l'idea di un... bonsai. Beh, questo è anche bello. Sai, uno stuzzichino, una... Finger food. Sì, però ecco, finger food è giusto l'idea, però finger sarebbe il dito, sarebbe da mano. Invece quei piccolini è un mini piatto, no? Alla fine. Però è simpatico. Per la casa delle bambole. Sì, per dare anche più lavoro ai cuochi alla fine, perché sai, lavorano soprattutto quei cuochi grandi, sai, ci sono dei cuochi alti 2 metri che lavorano su dei piattini piccoli piccoli, magari con delle manoni grandi. E non si sa come facciano. Allora noi, vedi, stiamo scaldando. Aiuto. La mozzarella, si scalda l'acqua. Adesso io la giro ancora un po'. Sta pian pianino scaldandosi. Vedi che comincia un po' a diventare elastica, quindi comincerà a filare. E dopo noi vediamo che faremo un'operazione, anzi la farai tu, per ridimensionare la mozzarella. Così? Sì, perfetto. Allora, questi li mettiamo nell'altro olio. Adesso ti spiego perché... Vado già o devi scaldarlo? Ecco qua. Allora, puoi mettere già. Ok. Quindi Natale con i tuoi... E Pasqua con chi vuoi, Pasqua no? con acqua in bocca. Sì. Che poi per me no, invece è Pasqua con noi. Natale con i tuoi e Pasqua anche a casa mia di solito. Sì. Allora, quindi abbiamo i 3 elementi che andranno dopo a comporre il piatto. La mozzarella che stiamo scaldando, adesso vediamo cosa faremo per fare questa tagliarella. Sì, mi incuriosisce. Il pomodoro. Un pezzo di pane che è caduto con uno spicchietto d'aglio vestito, giusto per dare un po' di profumo. Io ho messo solo un pizzico di sale, andiamo a scaldarlo. Un po' bruschettoso. Ecco, la bruschetta in questo caso è qua. C'è il pane. È un po' l'idea, potrebbe essere anche una pizza margherita se ci pensi, no? È vero. Il pane
che può essere appunto il pane della pizza, ma in questo caso è come dire ricompongo con una bruschetta un po' una bruschetta al pomodoro e mozzarella. Quindi, Uova non ti servono oggi? no, niente uova, a parte una cosa dopo. Ah sì, è vero che Poi c'è la sono uova sorpresa. finte, poi io ho sempre il mio amico qua, vedi, il mio timer. Quindi abbiamo ancora scaldato ancora un po' con la sua acqua, la mozzarella, e andiamo a mettere su un tagliere, Pulisco? sì, una spolverata, visto che hai tagliato il pane, andiamo a mettere della carta da forno, ma potrebbe essere anche una pellicola, qualcosa. Io schiaccio un po', butto fuori ancora un po' d'acqua. Belle queste mozzarella, vedi che sono ricche di latte, quindi Sì. l'acqua si vede che ha dato fuori del latte. Andiamo a mettere, in questo caso abbiamo usato 2 mozzarelle da 200 grammi. Quindi E le abbiamo adesso? scaldate. Mistero. Io vado a Attenzione. schiacciare con le mani Sì. e con... Ah, diventa Il proprio mattarello. una pasta. Sì, come ti ho detto, in questo caso noi abbiamo usato la padella, ma potevamo farlo anche se uno a casa c'ha il microonde, per allungare la struttura di questa mozzarella. Butta fuori un po' d'acqua perché comunque è il suo siero. E andiamo, in questo caso, a ritagliare col coltello. E tu adesso piano piano andrai a fare Delle tagliarelle. Non è proprio semplice, ma provo a vedere se Sì. ti vanno bene. Oh, ecco, vedi? Alla fine è la tagliarella, Un bel no? lavoretto, dai. Sì, c'è un po' di... Sì, però c'è questo è il gioco. c'è anche qualche black, dai, oltre Sì, alle ma va tagliatelle. bene, ok. Allora, mettiamolo intanto perché così andiamo a impiattare. Sì. Quindi è come se fosse, l'abbiamo ridimensionata. Io prendo anche una cosa che ho fatto, ma adesso vediamo cosa... Senza sorpresa. Sì, Adesso la mettiamo. è un uovo... è vuoto. Allora, prendiamo le tagliarelle, Sì. facciamo bello ricco. Ma lo useresti questo come antipasto o Come come primo antipasto, piatto? come Cioè antipasto. come finte, proprio finte tagliatelle? No, come antipasto, quindi. Forse no, anche un po' in una dimensione un po' più ridotta, no? Sì, effettivamente. Questo è un antipasto dei miei, mettiamo così, sono sì? per le mie dosi. Ecco, quindi i pomodorini scottati. Mettiamo anche, guarda, un po' di succo dei pomodorini che hanno dato fuori. Che gola. E E, poi? piccolo trucco, il pane, quindi abbiamo detto che ricorda, potrebbe essere il ricordo di una pizza, di una bruschetta. Tieni, i crostini, quindi passati con olio, un po' adesso? di aglio. E a rovesciare Lo magno. sopra. No, a rovesciare sopra, dai, tutto il mio lavoro non rovinarlo. Ah, ok. Dai. Quindi posso farlo scenografico così Sì. Quando invito Quindi degli amici. ricorda anche Pasqua, ricorda questo periodo, diciamo ricorda la primavera. Questa è la vero. cosa importante. È vero. Un gioco che può diventare interessante con le melanzane, con i peperoni, se a uno piace. Cioè, questo alla fine è la mozzarella, in questo caso mozzarella friulana, delle altre friulane, ottimo prodotto per fare anche questo piatto. E voilà, ecco l'ovetto e siamo in piena Pasqua. Il tocco rosa, ci vuole il tocco femminile, rosa, ma già che sono, È vero, infatti. io metto qua. Tutti distanze, il prendi le tocco- distanze io da questa prendo le ricetta, distanze. da questo impiattamento. Esatto, se l'uovo decide di star fermo, e così. Mangiamo, non la Accontentati plastica, tutti e due, però. eh? Sì. Allora, questo è il nostro antipasto di Pasqua, Sì. però per un pranzo pasquale poi metteremo vicino qualcosa, Certo, insomma. certo. Intanto cominciamo da questo, che abbiamo preparato tagliarelle con 400 g di mozzarella, 100 g di pomodori datterini, pane, aglio, olio extravergine d'oliva, basilico. Buona Pasqua. Acqua in bocca. Auguri.
Paolo, Sì, dica. un saluto per te. Paolo, tu che sei un caratterino anche abbastanza, non so, un po' stronzetto, e guarda che è bravissima, prima mi ha aiutato a pelare le patate come l'ha mitico. fatto lei, ma non l'ho visto fare nessuno. Ah, ma c'è... Invitami a Ah, ma cena. proprio tu l'hai intervistato? No, ma io mi concentrerei su quello che ha detto. No, io Paolo, tu che sei un caratterino anche abbastanza, non so, un po' stronzetto, Un guarda concetto. che è bravissima, prima mi ha aiutato a pelare le patate Bravissima. come l'ha fatto lei, ma non l'ho visto fare nessuno. hai capito, Simone? Invitami a cena. Vedi? Vedi chi mi apprezza? Ho detto solo che gli ho pelato le patate, in realtà ti dico, guarda, va così. bene. Non è che proprio sia stato gentilissimo, quindi alla fine dei conti continuo con te, molto volentieri. Cosa Vedrai. ce ne facciamo di quei, Vedrai alla fine. toscanacci? Oh, ecco, brava, che hanno questo carattere, mica come i friulani, ragazzi.